Ditemi voi quando si può. Bene, un saluto a voi tutti, ai membri del Corecom, al loro presidente, l'avvocato Marco Mazzoni Nicoletti, all'ufficio scolastico regionale e alla polizia postale che svolge un ruolo eccezionale e all'avanguardia in Europa e che in questi anni, con il loro monitoraggio e la loro azione, sono riusciti ad attutire i danni del fenomeno devastante, quello della violenza in rete, che colpisce soprattutto, ma non solo, i più giovani. Nell'era digitale proteggere appunto i nostri giovani dai pericoli online è una priorità assoluta e lo dico anche da genitore. Il cyberbullismo, hate speech, le fake news, sexting e il revenge porn rappresentano minacce concrete al benessere psicologico e alla sicurezza dei nostri adolescenti. Educare i ragazzi all'uso consapevole della rete non è solo una necessità, ma un dovere. Dobbiamo fornire loro gli strumenti per navigare in sicurezza, riconoscere i rischi e sviluppare il pensiero critico. Questo non solo li protegge, ma li rende utenti più responsabili, consapevoli e autonomi. Contrastare questi fenomeni significa promuovere una cultura del rispetto online, prevenire comportamenti dannosi e creare un ambiente digitale più sicuro per tutti. È un investimento per il futuro che aiuta i nostri giovani a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia senza cadere nelle sue trappole. L'unico mezzo per evitare che i nostri giovani mettano in un certo senso a repentaglio la propria vita è certamente l'informazione. Pensiamo a revenge porn, le vittime al 75% ragazze sono fortemente esposte a danni psicologici non indifferenti, tra cui picchi d'ansia, depressione, stress, che possono condurre, nel peggiore dei casi, anche al suicidio. In Italia si stimano almeno 2 milioni di vittime di diffusione non consensuale di materiale intimo, appunto revenge porn, e non a caso il legislatore italiano istituì la legge 69/2019 al fine di tutelare le sfortunate vittime. La condivisione illecita di materiali sessualmente espliciti è un vero reato in Italia, che ha anticipato così la direttiva approvata nel maggio scorso dal Consiglio dell'Unione Europea, che impone a tutti i paesi dell'Unione Europea di considerare il reato, la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, la violenza informatica e appunto il revenge porn, come dicevo. La condivisione non consensuale di immagini intime, il cyberbullismo, lo stalking online, molestie e istigazione alla violenza. Una direttiva, quella europea, peraltro molto discussa e discutibile, perché l'abuso online, soprattutto contro le donne e le ragazze, viene marginalizzato e minimizzato, quando invece costituisce una tragedia da affrontare con estremo rigore. Noi tentiamo di aggirare l'impostazione predominante in Europa e grazie al Corecom affrontiamo il problema con questa nuova piattaforma realizzata tecnicamente dai nostri uffici informatici con l'ingegner Guiotto e la sua squadra, che ha attivamente lavorato con tutta la struttura del Corecom per dar vita a un portale che si rivolge per forma e contenuti ai più giovani. Ricordiamo, un adolescente informato è un adolescente protetto. È nostro compito guidarli in questo mondo digitale affinché possano navigare con sicurezza e saggezza, imparando a usare i tanti servizi della rete, a iniziare dall'intelligenza artificiale, che è destinata a cambiare la nostra vita molto più di quanto non si pensi. In questa sede abbiamo ospitato il professor Faggin, che ci ha illustrato bene i rischi che nascono dal credere che l'essere umano sia una macchina e come tale programmabile e manovrabile tramite straordinari algoritmi. Proprio per evitare di essere usati dobbiamo insegnare ai nostri giovani l'importanza dell'usare in modo saggio le tecnologie, evitando le trappole che esse nascondano. Per secoli la saggezza popolare aveva usato nei confronti dei più giovani le favole come sistema educativo. Le storie sono potenti strumenti di apprendimento. Potremmo considerare di creare favole moderne sulla sicurezza online per coinvolgere i più giovani, bilanciando la narrazione
tra protezione e autonomia, cioè essere cauti, essere prudenti, ma anche pronti a diventare indipendenti. Dobbiamo insegnare la sicurezza online senza soffocare la curiosità e l'esplorazione dei giovani, trascendendo le culture, perché i principi di sicurezza online sono universalmente applicabili nel mondo digitale globalizzato. Scusate. Il tentativo messo in atto è quello di creare un canale di dialogo sicuro, formativo e informativo. Io devo ringraziare il Presidente e tutti i componenti del Corecom per aver avviato questo progetto, realizzato questa piattaforma che mi auguro possa avere il massimo successo e la massima divulgazione, specialmente nell'ambiente scolastico. Avvocato Mazzoni, prego. Buongiorno a tutti. Allora, non posso che cominciare con i dovuti ringraziamenti, a cominciare appunto dal Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, che ringrazio sempre per l'attenzione che pone ai temi del Corecom. Ringrazio anche la consigliera regionale che è qui presente, Elisa Cavinato, che anche lei so essere molto attenta a questi temi. Ringrazio tutti voi per la partecipazione, chi in presenza e chi oggi è in videocollegamento. Faccio il saluto poi al vicepresidente del Corecom Veneto, Fabrizio Comencini. Saluto il collega Stefano Rasulo, sempre del Corecom. Ma permettetemi di rivolgere un sentito ringraziamento anche ai colleghi che oggi non sono qui presenti, i colleghi del Comitato, che sono Enrico Beda ed Edoardo Figoli, perché è grazie a loro se oggi siamo qui. Permettetemi poi anche di ringraziare il dottor Guiotto del Consiglio regionale e la nostra funzionaria del Corecom, Sonia Vianello, che hanno permesso la realizzazione di quanto a breve andrete a vedere. Quindi, fatti i saluti, cominciamo con andare ai contenuti di questa piattaforma Made Education. Allora, la piattaforma Made Education è inserita nel sito del Corecom Veneto, sito del Corecom che abbiamo presentato circa un anno fa. È stato presentato a giugno del 2024, con importanti novità. Pochi mesi dopo, quindi, la realizzazione del sito, siamo oggi ad ottobre, ma la piattaforma è funzionante e attiva da agosto 2024, quindi è online questa nuova piattaforma che abbiamo chiamato Made Education. Quindi abbiamo cominciato poi questo progetto di realizzare questa piattaforma circa febbraio 2024. Vi ho detto che è andata online ad agosto, quindi ci abbiamo messo un tempo rapidissimo e questo ringrazio nuovamente il Consiglio e la struttura del Corecom perché veramente hanno lavorato alacremente per raggiungere questo risultato. E permettetemi di dire quindi che la piattaforma, questo ci tengo a sottolinearlo, è un importante esempio virtuoso di efficienza della pubblica amministrazione, fatta in tempi rapidi, circa 7 mesi, e in più, come diceva già il Presidente Ciambetti, a costo zero, perché l'abbiamo fatta con risorse interne al Consiglio. A chi si rivolge questa piattaforma? Beh, ha il pregio di rivolgersi agli studenti, in particolare, ma non solo, perché si rivolge anche a docenti e genitori, quindi diciamo al mondo scuola in generale. Ma perché il Corecom ha pensato di fare questa piattaforma? Beh, direi che i motivi principalmente, fondamentalmente, sono due. Innanzitutto noi, come molti di voi sapranno, il Corecom Veneto ha delle deleghe, svolge quindi delle funzioni che ci arrivano sia dalla legge regionale che ci ha istituito, quindi che ci dà direttamente la regione, sia delle funzioni che ci sono conferite direttamente dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agicom. Quindi noi abbiamo sentito il peso di questa responsabilità e per svolgere al meglio queste deleghe abbiamo realizzato questa piattaforma. Quindi questo è il primo motivo. La seconda ragione che ci ha spinto a fare questa piattaforma Made Education, anche questa è molto concreta e reale. Allora, abbiamo cercato quindi di realizzare uno strumento che andasse concretamente a contrastare quelli che sono dei fenomeni che oggi sono, ahimè, all'ordine del giorno, che posso dire che costituiscono quasi delle piaghe della società moderna. Sono il bullismo e il cyberbullismo. Da dati
che abbiamo analizzato noi, che provengono da dati nazionali, ma noi abbiamo avuto la forza e la voglia di fare un focus territoriale, e questo, consentitemi di dirlo, costituisce uno degli elementi qualificanti della piattaforma, abbiamo rilevato che praticamente uno studente su 3 è stato vittima o coinvolto in episodi di bullismo o cyberbullismo, questo in Veneto. Ci sono circa 587.000 studenti nell'anno scolastico 2022-2023. Ecco, di questi pensate che 170.000 sono stati coinvolti da episodi di bullismo e cyberbullismo, quindi numeri preoccupanti. Noi quindi questo è il secondo motivo che ci ha spinto a fare qualcosa di concreto e speriamo che questo sia solo l'inizio e che poi questa piattaforma abbia un'evoluzione e diventi un punto di riferimento in materia. Un'ultima premessa, consentitemela prima di passare alla visione della piattaforma. Secondo noi, per comprendere e combattere determinati fenomeni, per non chiamarli piaghe, bisogna innanzitutto misurarli. E quindi abbiamo sentito l'esigenza, come vi dicevo prima, di misurare questi fenomeni nella regione, nell'ambito regionale, nell'ambito territoriale veneto, perché considerate che i dati ufficiali su cyberbullismo, bullismo, hate speech, fake news, eccetera, tutti questi deprecabili fenomeni, non sono aggiornati. Avevamo dati ufficiali sino al 2014, quindi abbiamo anche sentito l'esigenza di produrre un portale che potesse essere di supporto e d'aiuto per i cittadini veneti a capire anche i numeri di questo fenomeno. Ma passiamo adesso alla parte più pratica. Allora, ho già detto che la piattaforma Med Education è inserita presso il nostro sito, il sito del Corecon Veneto. Si accede alla piattaforma, ci sono due modalità per accedere a questa piattaforma. Allora, o attraverso la funzione attività, cliccando su attività, oppure e qui vediamo già la prima pagina, la pagina iniziale della piattaforma, oppure, Sonia, torniamo all'inizio così facciamo vedere come si entra, ecco, oppure c'è sotto a destra nella home page un tastone dedicato Med Education, quindi cliccando qui si viene riportati immediatamente nella pagina iniziale della piattaforma. Come potete vedere, prego, entriamo nella pagina della piattaforma. È una piattaforma che anche graficamente rappresenta quasi un sottosito, però si distingue avendo una grafica meno istituzionale e più adatta ad un pubblico giovane. Torniamo qui in questa pagina, vedete anche al tema quindi del target della piattaforma. Come dicevo, non è indirizzata esclusivamente agli studenti, ma come potete vedere si possono accedere anche genitori, insegnanti, ricercatori, addirittura istituzioni o media. In alto, con colori grafici, differenti, cromatici differenti, abbiamo le varie sezioni principali, che sono pubblicazioni, dati e informazione, materiale formativo, FAQ e protocollo, partners, collaborazioni e sitografia. Quindi 4 sezioni. Ok, giusto. 4 sezioni principali connotate da 4 colori differenti. Entriamo nella prima sezione, che è quella di pubblicazione, dati e informazioni. Allora, questa sottosezione è una sottosezione informativa, contiene documenti anche multimediali e aggrega dati, pubblicazione e contenuti informativi aggiornati, selezionati e classificati per tematica, che sono incentrati all'utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi digitali. Abbiamo pensato di mettere un focus particolare su cyberbullismo, fake news, sexting e revenge porn, hate speech e povertà educativa. Vedete che sopra ci sono questi, chiamiamoli tastoni, che costituiscono dei filtri. Quindi se io all'interno di questa pagina ho un argomento in particolare che mi interessa, posso anche filtrarlo cliccando il relativo tastone. Sono interessato ad avere notizie che riguardano il bullismo e il cyberbullismo, ad esempio, cliccando questo filtro mi ritornano immediatamente i documenti che parlano di quel tema. Quindi anche qui una ricerca molto semplice e funzionale. In questa sezione
ci sono presenti anche le cosiddette infografiche, che a me piacciono tantissimo personalmente. Le abbiamo prodotte noi internamente, noi intendo noi Corecom, e riproducono anche, danno anche l'idea di quelli che sono dati specifici del territorio, elaborati. Anche qui abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale, quindi anche utilizzando uno strumento come l'intelligenza artificiale riusciamo ad avere queste infografiche. Ne farai vedere qualcuna. Allora, questa ad esempio è che riguarda la diffusione illecita di video espliciti. Abbiamo una fonte che è la Polizia Criminale, quindi con dati aggiornatissimi al 2024. Sono tutte tabelle cliccabili che, come vedete, sono interattive, ci danno i dati attuali e, ribadisco ed evidenzio, questi sono dati per il Veneto. Quindi un cittadino veneto può avere, forse per la prima volta, idea di quali sono i numeri di questi fenomeni, perché a livello nazionale questi dati ci sono e noi abbiamo poi un'altra cosa importante: le fonti sono attendibili e accreditate, perché abbiamo preso i dati dalle fonti del Ministero dell'Istruzione del Merito, quindi fonte MIM, fonte piattaforma ELISA, Istat, e con l'aiuto dell'intelligenza artificiale abbiamo aggregato ed elaborato questi dati per ritornarli a quello che è il territorio veneto. Quindi questa è una cosa che proprio ci tengo, perché queste infografiche, a parte essere molto chiare, restituiscono anche dei dati riferiti alla regione Veneto. Infografiche che sono in PDF, quindi sono stampabili, utilizzabili direttamente anche dalle scuole, e oltretutto sono anche condivisibili sui social. Quindi anche su questo abbiamo prestato molta attenzione. Queste grafiche, vedete, la prima che abbiamo visto era quella di prima, era sul revenge porn, la seconda sugli adolescenti sui social. Anche questa ci tenevo a farla vedere perché è esemplificativa di tutte le problematiche che i ragazzi si trovano ad affrontare quando navigano nel web o sono nei social. Tutte queste infografiche poi rispondono a un criterio di chiarezza, è indicata ogni volta la fonte. Un po' più su si vede che su ognuna poi c'è la conclusione anche, in modo che oggi la comunicazione, come voi sapete, è molto chiara e vuole una perdita, diciamo, passatemi i termini, di tempo molto breve. Quindi i ragazzi, soprattutto i ragazzi, hanno bisogno di leggere ed essere molto immediata la comunicazione. Quindi su ogni slide, oltre ai dati, c'è anche la conclusione che mi riassume, mi sintetizza quanto quella infografica dice. Vediamo anche l'ultima sul bullismo e cyberbullismo. Sempre in Veneto, che anche questa restituisce dati allarmanti su queste due piaghe, direi, della società civile, che anche in Veneto, qui c'è anche un raffronto con le altre regioni italiane, ma in Veneto questi fenomeni sono molto sviluppati. Ecco, visto questo, direi che passiamo a quella che è la seconda sezione della piattaforma, che è la sezione che contiene il materiale formativo. Okay? Questa sezione, diciamo che può essere quella più creativa. Cosa contiene questa sezione? Allora, la raccolta di materiali formativi che possono essere utilizzati da scuole, da educatori, da genitori e anche da studenti. Fornisce oltretutto spunti qualificati e selezionati di autoformazione e didattici per l'educazione civica. Allora, include una cosa, secondo me, molto molto bella e attuale, perché, come state vedendo adesso, questa parte formativa, questa sezione, contiene dei giochi. Perché dei giochi? Perché oggi, in base a quelle che sono le indicazioni del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, e anche del MIM, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, oggi c'è l'esigenza di imparare giocando. Quindi noi vogliamo educare, soprattutto i più piccoli, attraverso dei giochi. Questo è un esempio che vedete, si chiama Cyberscales, ed è un gioco che abbiamo prodotto noi. Il Corecom Veneto ha fatto questo gioco. È possibile giocarci online e vi dico che abbiamo già avuto dei riscontri molto positivi. Quindi stiamo anche investendo come Corecom nel predisporre, nel realizzare dei giochi, perché questa è la nuova esigenza di imparare giocando.
A questo punto quindi passerei a quella che è anche la terza sezione, che è la sezione delle FAQ, ovvero sia delle domande frequenti dell'SOS. Allora, questa rappresenta quasi uno strumento operativo. Il messaggio che volevamo dare a chi frequenta, a chi accede a questa pagina è quasi: noi Corecom siamo qui, possiamo aiutarvi. Come? Dandovi delle indicazioni. Perché questa sezione del sito è dedicata a domande frequenti e risposte. Suddivise per tematiche, abbiamo, vedete, suddiviso questa pagina a seconda dei temi, quindi c'è cyberbullismo, e guardate, per ogni di queste materie, il Core, come qua ringrazio nuovamente la dottoressa Vianello, abbiamo preparato delle infografiche che sono stampabili, cioè gli istituti scolastici, in questo caso, potrebbero, accedendo al nostro sito e scaricando queste infografiche, potrebbero tranquillamente stamparle e affiggerle nelle scuole, perché sono delle infografiche molto semplici e molto dirette. Ne abbiamo preparata una per ogni argomento, vedete questa è quella sull'hate speech. Infatti questa piattaforma è pensata molto per le scuole, per gli studenti ma anche per i docenti. Sapete benissimo che infatti che la legge 71 del 2017 ha previsto una figura all'interno della scuola, che è la legge che ha per prima disciplinato in Italia il cyberbullismo, il fenomeno del cyberbullismo, ha previsto che ogni scuola, ogni istituto abbia un proprio referente sul cyberbullismo. Ecco, con questo lavoro noi pensiamo di essere venuti incontro anche alle esigenze proprio della scuola e dei docenti. Dicevo che questi sono tutti stampabili e anche condivisibili, è possibile condividerle sui social. Passiamo alla quarta sezione, che è denominata protocolli, partners, collaborazioni e sitografia web. Questa contiene, questa parte, una raccolta aggiornata della sitografia di soggetti istituzionali e altri soggetti che sono attivi nella lotta, nel contrasto al cyberbullismo, al sexting, all'hate speech e alle fake news. Questa parte l'abbiamo pensata appunto anche questa come quasi, è molto collegata alla precedente, e l'abbiamo pensata anche questa come una sorta di SOS. Se io ho bisogno su una determinata materia di sapere quale ente o pubblico o privato si occupa di questa determinata e specifica tema, posso andare nel sito del Corecom Veneto, dove noi abbiamo riassunto, abbiamo inserito all'incirca 65 tra istituzioni statali, istituzioni regionali e anche associazioni e fondazioni che si occupano del tema. Sono tutti soggetti ufficiali che sono accreditati e che hanno vagliato un filtro da parte nostra. In fondo, come andava appunto prima la dottoressa Vianello, abbiamo anche indicato, oltre al Corecom Veneto, quali sono gli altri soggetti istituzionali rilevanti per la media education. C'è il link diretto ad ogni soggetto che si occupa di questo. Abbiamo sostanzialmente quindi pensato a un prodotto, a uno strumento che fosse di facile utilizzo, a uno strumento che fosse di immediata comprensione e di immediata utilizzazione, soprattutto in primis per i ragazzi, per gli studenti, ma anche per docenti e genitori, perché anche i docenti e i genitori vanno educati e vanno instradati, non solo i ragazzi. A questo punto io vi ho dato una scorsa generale di quello che è il portale. So di non essere stato esaustivo, ma questo è stato fatto anche appositamente perché spero di avere avviato in voi, instillato in voi una certa anche curiosità ad andare a vedere questa piattaforma. Perché ci sono, credetemi, delle parti, dei documenti che abbiamo caricato che sono veramente attuali e unici e speriamo che da qui in poi possano essere solo incrementati e implementati. Infatti chiediamo anche a voi, alla scuola,
anche la Polizia Postale, con la quale abbiamo già parlato di questa nostra iniziativa, di cercare di diffonderla, perché solo una diffusione tra tutti gli attori istituzionali che si occupano di questo potrà riuscire a efficacemente portare a una diffusione di questo portale che secondo noi è un fiore all'occhiello del Corecom. Chiedo alla dottoressa Vianello se ho dimenticato qualcosa, se vuole dire qualcosa. No, allora, intanto grazie Presidente, non ha dimenticato nulla. Microfono, sì. Ecco qua. Allora, Presidente non ha dimenticato nulla, è stato un lavoro, come potete vedere, molto condiviso tra gli uffici e il Comitato Corecom, proprio per quello non ha dimenticato nulla, perché tutti abbiamo messo le mani in pasta su questo lavoro. E io personalmente posso solo dire questo, che in questo progetto ci ho messo proprio il cuore. Io sono una mamma, ho una figlia in piena età adolescenziale, di conseguenza queste problematiche mi vengono proprio portate a casa. Sono stata anche un'insegnante, di conseguenza ho visto un po' chiudersi il cerchio con questo progetto e mi ha reso molto partecipe da questo punto di vista, perché abbiamo cercato di interpretare le esigenze dei ragazzi, il loro linguaggio. Io vedo questi ragazzi che sono con noi, ma contemporaneamente sono anche altrove. Sono dentro nel loro tablet, dentro nel loro dispositivo elettronico, e come noi abbiamo avuto l'insegnamento dei nostri genitori, no? Ci hanno insegnato a percorrere la strada tra casa e scuola, e pian pianino ci hanno lasciato la libertà, la consapevolezza di un'autonomia. Così anche in questa società che è estremamente cambiata rispetto ai nostri tempi, ma non ne sono passati proprio così tanti di anni, dobbiamo cercare di guidare questi ragazzi a usare con intelligenza questo mondo digitale che offre straordinarie opportunità, però è anche pieno di rischi e pieno di cose nuove che anche loro insegnano a noi. Io vedo la mia figlia piccola, a volte mi dice: mamma, non capisci niente, mi insegna. Quindi aver potuto partecipare attivamente a questo progetto mi ha proprio resa anche consapevole di questa società che sta cambiando e di quali sono le necessità dei nostri ragazzi. Quindi io vedo in questo progetto un punto di inizio di un percorso che sta facendo il Corecom. Ringrazio anche i dirigenti che hanno permesso, insomma, che gli uffici si spendessero in questo progetto in maniera attiva, e lo vedo come un punto di partenza, anche con il supporto di altre istituzioni che ci restituiscono i feedback su questa piattaforma, perché si chiama piattaforma proprio perché vuole essere aperta e condivisa, e accettiamo tutti i vostri suggerimenti, tutte le vostre indicazioni per fare un lavoro comune, perché ci sono tante istituzioni appunto che si occupano di media education, di queste problematiche, e solamente unendo le forze possiamo veramente essere incisivi, ecco, nel nostro territorio e in questo ambito. Non ho altro da aggiungere. Su questo mi permetto di aggiungere una cosa. Infatti questa piattaforma era nata inizialmente proprio e pensata come un collettore sostanzialmente, perché su queste materie si occupano tantissimi enti e istituzioni di queste problematiche. Una per tutte anche la Fondazione Libra, che la consigliera conosce molto bene e che ha fatto qui ultimamente anche un incontro molto interessante. E noi con questa piattaforma appunto abbiamo l'obiettivo di cercare di essere un collettore di tutti questi enti a livello istituzionale, di tutte queste associazioni che si occupano di queste problematiche, e quindi l'idea era stata proprio quella di aggregarle all'interno del nostro sito, fare un elenco istituzionale di quelli che sono tutti i soggetti e i partners che si occupano di queste problematiche. Quindi quella è stata anche un altro dei motivi che ci ha spinto a realizzare questa piattaforma. Chiedo anche ai colleghi se vogliono aggiungere qualcosa. Io penso per un'informazione. Prego, il vicepresidente Fabrizio Comencini. La domanda no, rimanga lì, la faccia lei la domanda. Per i colleghi giornalisti. No, la cosa che mi ha colpito è sentire come dalla dottoressa Sonia che già adesso, dal poco tempo che noi abbiamo il sito accessibile, c'è stato un arrivo di ricercatori italiani e stranieri
sui dati del nostro sito. Questo mi è venuto dal momento che qualche istituzione ci ha chiesto quali erano le fonti nostre, o sbaglio, no? Erano così, diciamo, importanti le nostre fonti, le nostre ricerche, che ricercatori universitari italiani e stranieri stanno utilizzando il nostro sito, il sito del Corecom del Veneto. Quindi è un ulteriore plauso a chi l'ha costruito e a chi l'ha fatto girare. Sì, certo. Allora, noi abbiamo un monitoraggio oggettivo di questo sito, nel senso che attraverso dei software di cui Davide Guiotto, l'ingegner Guiotto, è a conoscenza, possiamo, diciamo, raccogliere tutti i dati sulla fruizione del sito. Ci ha molto sorpreso vedere che da quando è online la piattaforma, circa il 25% degli utenti è un utente straniero. Questo perché abbiamo utilizzato delle fonti che comunque sono fonti ufficiali di una certa importanza, di un certo spessore, e quindi bene, e anche questo tipo di target di pubblico è un ottimo segnale, che significa che il dato e la rigorosità con cui abbiamo lavorato il dato, lo abbiamo scelto, lo abbiamo vagliato, lo abbiamo inserito nel sito, diciamo, interessa anche al di fuori del territorio veneto, anche al di fuori della nostra nazione. Quindi davvero è un segnale inaspettato di un gradimento del sito che abbiamo proprio riscontrato con gli ultimi dati raccolti. Grazie. Allora, ringrazio nuovamente chi ha collaborato per la realizzazione di questo sito, ringrazio tutti voi per essere stati qui oggi, ringrazio il Presidente Ciambetti di nuovo per l'ospitalità e per essere sempre attento ai temi proposti dal Corecom, e auspico che tutti voi utilizziate il sito e infine, per finire, chiedo alla consigliera Elisa Cavinato se vuole dire qualcosa, se vuole aggiungere qualcosa su questo, visto che abbiamo anche il piacere di averla qui con noi. No, non era previsto, però mi faceva piacere farvi le congratulazioni per il sito, che è veramente molto fatto bene, la piattaforma, scusate, non il sito. E devo dire che questo progetto so che era in corso da parecchio tempo, forse 2 anni e mezzo mi viene da dire, e nel frattempo abbiamo ascoltato alcune di queste realtà che voi avete inserito appunto nel sito, ed è venuto fuori quello che è veramente il problema del bullismo e cyberbullismo. Sono contenta che un'istituzione come il Corecom e il Consiglio regionale abbia dato una mano a far emergere quello che è il problema e anche in qualche modo a risolverlo, o comunque a dare una mano per. Grazie e complimenti. Quindi ringrazio nuovamente tutti e le domande, certo, sì, giustamente.